responsabile di queste conturine, che sono anche dei divertimenti, a volte diventano dei raccontini, anche perché un sorriso ogni tanto ci vuole, non sono io, ma è qui vicino a me Antonello Francica, che nella sua impudenza o nella sua follia, come dire, di quando era direttore della Nuova Venezia, mi chiese, e fu lui a inventare le mie punturine. Io vorrei che questo ci raccontasse Antonello. Beh, intanto buonasera a tutti. Insomma, sì, è vero, sono stato io, però in realtà l'assist, si direbbe in gergo, come dire, sportivo calcistico, me l'hai dato tu. Questo signore, al quale mi lega un'amicizia, insomma, non ve lo dico neppure con te, lunga, perché insieme ci siamo incontrati in un sacco di occasioni di lavoro, occasioni professionali, occasioni e avventure professionali. Un giorno, sapendo che io ero arrivato qui, io arrivo dalla Sicilia, ma più di metà della mia vita l'ho passata qui, e lui mi ha contagiato in tutto questo tempo, anzi, lui parlava prima di amore per Venezia. Si può amare Venezia anche essendo nato in Sicilia. Certamente. Ecco, è così. Mi chiamò per dirmi, sapete, sai, ciao, come stai? Bene, benissimo, sono andato in pensione. E io gli ho detto, beato te, perché con i tempi che corrono, almeno tu qualcosa di, come dire, di solido in mano, di sicuro ce l'hai. Mi dice, no, c'è questo, comunque mi piacerebbe fare qualcosa, continuare a esserci, insomma, ad essere presente, e così nacque questa idea di un primo contributo, diciamo, all'epoca, che era assolutamente, come dire, noi ignoravamo il destino, o meglio, la strada che avremmo intrapreso in quel momento e quanto sarebbe durata. Sono durata 3 anni, sono passate nel frattempo 3 governi, però tutte le tasse sono rimaste, e così abbiamo deciso di cominciare questa cosa. Insomma, come la chiamiamo, punturine, dico io, va bene, la prima idea fu le frecciatine, a dire la verità. Poi, insomma, discutendo, arrivammo a questo battesimo. Ecco, io mi sono sentito una specie di elevatrice di questa cosa, perché l'abbiamo davvero fatta nascere. Io in più ero responsabile anche del nome, sono andato io in comune a dare il nome a questa carrellata bellissima di contributi, di presenze domenicali che chiamiamo punturine, che oggi sono diventate questo libro grazie a tutti voi, e che sono la testimonianza di tutto ciò che voi avete finora detto. Cos'è? Cioè, è la testimonianza di un uomo che è contemporaneamente un giornalista, che è contemporaneamente un artista, e secondo me un amante, cioè un amante della nostra Venezia. Spero che nessuno qui mi contesti qualcosa, continuo, no? E così abbiamo cominciato questo cammino, sono ormai più di 3 anni. Quando tu mi hai fatto quella telefonata, se non ricordo, quella telefonata è collocabile forse nell'aprile del 2010, forse sei tu che puoi, più o meno, sì, insomma, sono passati quindi 3 anni pieni, sono più di 150 domeniche, non ne abbiamo mancata una da quel momento. Ogni domenica che siamo stati in edicola, forse nel frattempo è capitato qualche Natale, perché i giornali quotidiani non escono 2 giorni, non escono 6 giorni in tutto l'arco dell'anno. 2 di questi 6 giorni sono durante le feste natalizie, cioè il 24, il 25 e il 26, non si lavora il 24 e il 25, non sono in edicola. Sto parlando delle edizioni cartacee, perché nel frattempo siamo stati, tutto quello che abbiamo vissuto fino a un paio di anni fa è stato spazzato via dall'irruzione nelle nostre vite, nelle vostre vite del web e dell'informazione sul web e degli ebook, e non ne abbiamo mancata una da quel momento in poi. Anzi, Roberto è mancato qualche volta da Venezia in tutto questo arco di tempo, però posso svelare le nostre intimità epistolari? Sì, lui sta via 10-15 giorni, intanto misteriosamente se ne va per Parigi, e lui, senza spiegare perché, ma insomma ognuno conosce per affari propri, lascia in anticipo la sua punturina domenicale. Cioè, non so, lui va via sabato prossimo e torna il 15 gennaio, guarda il calendario, mancano 3 domeniche, o meglio in quell'arco di tempo cascano 3 domeniche, e lascia le puntate che cadono in queste domeniche. Cos'altro è tutto questo se non voglia di esserci, voglia di raccontare, voglia di testimoniare, e quindi di tenere assolutamente viva la città, ma anche questo sentimento. Noi facciamo i giornalisti, ma facciamo anche
quelli che continuano a far vivere i sentimenti che ci legano a questa città. Io credo che tutto questo viene veramente fatto in nome di questa grande attenzione. Si può essere pungenti, si può essere taglienti, si può essere, però in realtà al fondo di tutto questo c'è una grande forma di civiltà nel raccontare questa città attraverso le tue novelle domenicali, ma tutto questo è generato da un immenso atto di amore verso questa città che io rinnovo qui al costo di diventare noioso. Grazie.